11 dicembre 2013, benvenuti al Circolo Sport City. Per la Serie A2, giornata ottava, si affrontano Vittorini e Blue Eyes. Palla recuperata dal Blue Eyes, deviato il tiro di Alimonti fuori. E adesso grande giocata con la suola di Lupi che salta due avversari, anche il terzo, prova alto. Da fuori Colarusso ci pensa, tira, parata e poi in acrobazia Gianluca Soffietti. È il vantaggio del Vittorini, 1-0 con Soffietti in rovesciata. Rossi a gestire, si complica però la vita da solo, infatti perde palla che arriva a Dodetti, prova! E la rete di Dodetti è 1-0 per il Blue Eyes, un gol dalla gran distanza. Adesso palla e attenzione! Fuori dalla visuale della telecamera Andoia ha tirato un calcio al suo avversario, infatti è cartellino rosso per lui. Palla adesso per Lupi, Lupi ancora come nel primo tempo, salta tutti e con la punta il 2-1 vantaggio per il Vittorini. Lupi non lo prendi mai in velocità. Adesso tacco magistrale proprio per Lupi che la piazza all'angolino sinistro dove il portiere non può nulla. È la sua doppietta. Adesso la partita sta prendendo una brutta piega per il Blue Eyes. Palla verso Lupi che la stoppa, stavolta decide di passarla per Colarusso. 4-1, ma dopo l'espulsione è partita veramente difficile per il Blue Eyes. Stavolta Lupi in versione assist man. Lupi ancora una volta, salta tutti, se la porta sul destro, alto. Palla però persa ancora dal Blue Eyes e allora Colarusso da fuori, è 5-1. Partita adesso completamente gestita dal Vittorini. Gestisce il contropiede proprio il capitano Colarusso che allarga sulla destra per Soffietti, vede solo Lupi con lo scavetto. Marco Lupi e la sua tripletta sigilla una prestazione da incorniciare. E ancora un contropiede, ma non c'è veramente nessuno della difesa del Blue Eyes. Allora Lupi ci pensa e il portiere stavolta non si tuffa neanche. Sono troppo scoraggiati i ragazzi del Blue Eyes. È poker per Marco Lupi. E prova a gestirla adesso senza infierire più di troppo, ma è finita. Il Vittorini annienta il Blue Eyes. Questo è un 7-1 che farà forse discutere.